Cari amici della Tenda TV, siamo tornati al Museo della Battaglia a Vittorio Veneto, ci troviamo nell'Armeria e se ben vi ricordate qualche mese fa proprio da questo luogo vi stavamo parlando di un progetto che nella prima parte del 2019, intorno al mese di aprile se non sbaglio, aveva preso il via. Sto parlando del progetto di manutenzione straordinaria di un numero molto elevato di armi qui presenti all'interno del Museo della Battaglia. Siamo qui di nuovo per parlare dello stesso argomento perché tale progetto sta giungendo proprio in queste ore al termine. Come vedete ho un parterre di ospiti molto importanti. Partiamo dall'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, Antonella Uliana. Allora, questo progetto, ricordiamo intanto per chi non si ricordasse in che cosa consisteva. Allora, intanto siamo nell'Armeria Marson e questo progetto ha permesso, attraverso il restauro e la manutenzione delle armi, di poter riallestire all'interno le bacheche che contengono appunto le armi. Quindi non soltanto un aver rimesso, diciamo, aver ritirato in modo perfetto le armi così com'erano, ma anche la possibilità attraverso questo di riallestire le bacheche che adesso sono più corrette dal punto di vista storico-filologico. Ecco dunque, mi rivolgo ora ad Orietta Pizzol, direttrice del Museo della Battaglia. Vi aspettavate, diciamo, di compiere questo riallestimento oppure è stata una cosa che è nata un po' col tempo? Cioè si è partiti dal recupero di queste armi, alcune erano in uno stato di deterioramento abbastanza avanzato e poi è nata anche quest'altro aspetto. Siamo partiti dalla necessità di recuperare e quindi fare manutenzione delle armi, ma poi ne è uscito un progetto molto più complesso e molto più importante e significativo, perché man mano che le armi venivano restaurate ci rendevamo conto che non potevano rimanere chiuse nei depositi e che quindi dovevano essere rivalorizzate e reinserite in un allestimento museale un po' più omogeneo e quindi da qui è nata l'esigenza anche di rivedere l'inserimento dei reperti e dei cimeli all'interno di alcune bacheche, in particolar modo nelle bacheche dell'armeria e parte della trincea. Quindi una riorganizzazione che magari all'inizio aveva tenuto conto magari di aspetti un po' più forse estetici e quindi so che è stata fatta una scelta anche dal punto di vista storico, giustamente. Certo, dal punto di vista storico, con la valorizzazione chiaramente del materiale risalente alla Prima Guerra Mondiale, per cui quello che adesso è esposto all'interno dell'armeria e della trincea riguarda esclusivamente proprio il periodo della Prima Guerra Mondiale di cui ovviamente parla il nostro Museo della Battaglia. È stato però comunque, come dicevo prima, non solo un recupero fisico, ma anche l'occasione per approfondire le conoscenze, quindi fare anche un'analisi dettagliata scientifica di queste armi, che consentirà, come dire, di poter continuare un lavoro anche di catalogazione e più dettagliata descrizione di tutte le opere esistenti all'interno del museo e che ci consentirà quindi in futuro anche di utilizzare queste armi, questi cimeli per delle mostre temporanee piuttosto che per occasioni di incontri e di iniziative al museo. Bisogna dire che comunque il colpo d'occhio subito è molto intenso, nel senso che si vede subito il cambiamento, soprattutto per chi ci è venuto qualche mese fa, quindi l'invito che possiamo già fare è quello di tornare a vedere questi cimeli che sono tornati, potremmo dire, a nuova vita. L'esercito è stato il grande protagonista di questa riqualificazione perché erano necessarie tutta una serie di competenze che non sono comuni. Allora, iniziamo a dire intanto quante ore di lavoro avete dedicato a questo progetto. Bene, abbiamo fatto nel complessivo circa 500 ore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione diretta sulle armi. Questo ne ha comportato quindi un notevole impegno da parte nostra, quindi mio e dei miei collaboratori,
cui abbiamo lavorato dal mese di fine aprile, primi di maggio. Quindi per noi è stata un'esperienza unica e importante, soprattutto mettere le mani su armi che hanno anche più di 100 anni e che poi man mano venivano prese, manutenzionate e smontate, scoprivano gran parte della loro storia. Ci sono delle cose così, qualche segreto che avete scoperto facendo questo lavoro, qualche particolarità che magari non vi sareste aspettati di trovare all'inizio del progetto? Sì, su tante armi, ci sarebbe da parlare ore e ore su questo perché i reperti sono tantissimi, centinaia, tante armi, ognuno racconta la propria storia, perché di tante armi che sono dello stesso modello comunque riportano punzoni o marche differenti, il quale ne danno una storia differente. Ecco, o armi dello stesso modello che hanno delle componenti meccaniche completamente diverse. Quindi questo per noi è stato comunque un qualcosa di molto importante, poterci lavorare sopra. Quindi una collaborazione tra l'esercito e il comune di Vittorio Veneto, il Museo della Battaglia. Credo che da parte dell'amministrazione il grazie a chi ha operato così scrupolosamente su questi cimeli. Sì, una collaborazione che ha dato risultati ottimi, decisamente. Noi non possiamo che ringraziare l'Esercito, la Brigata 132esima Brigata Ariete di Pordenone per il lavoro fatto, ed è un grazie che viene non soltanto da parte nostra come amministratori, ma da tutta la città. Posso infatti ricordare con grande piacere che il museo è stato aperto in via eccezionale per 2 serate durante il periodo in cui loro lavoravano sulle armi, e i cittadini che hanno voluto entrare all'interno del museo hanno potuto apprezzare il tipo di lavoro che loro stavano facendo, perché loro hanno con grande disponibilità rappresentato il loro lavoro, dimostrato e cercato di far comprendere anche quali erano le varie tappe del lavoro di manutenzione delle armi. E questo è un aspetto che è stato particolarmente importante perché ha coinvolto la città e ha dato a noi, a loro, una grandissima soddisfazione. Quindi con tutto il cuore veramente grazie all'Esercito Italiano per il lavoro che ha fatto qui, per un progetto che finirà a novembre. Il lavoro qui nel museo termina domani, però il progetto si chiuderà alla fine di novembre. Perfetto, facciamo proprio anche i nomi dei ringraziamenti, direi, giusto? Sì, aggiungo anche che il progetto è stato possibile grazie anche all'autorizzazione concessa dalla soprintendenza competente dei beni delle belle arti e del paesaggio di Venezia, e poi ovviamente l'Esercito Italiano, in primis anche il generale della 132esima Brigata Corazzata Ariete che ha messo a disposizione il proprio personale, il generale Enrico Barduani, e poi il responsabile scientifico, il tenente colonnello Alessandro Bortolotto, il capo team manutentori, il sergente maggiore capo qualificato scelto Fabrizio Crucitti, il sergente maggiore Donato Ruggeri, il caporal maggiore scelto Alessandro Di Natale, il caporal maggiore capo Carmine Villani, il caporale maggior capo scelto Rocco Piscioneri. Questi erano i grazie che appunto da qui dal Museo della Battaglia ci sentiamo di dire, e ovviamente ai membri dell'esercito che hanno compiuto questo importante lavoro. Grazie a voi che siete stati qui, e ovviamente l'invito ai nostri telespettatori è quello di venire proprio qui al Museo della Battaglia a vedere questi reperti, questi cimeli che hanno trovato una nuova veste.